Oggi abbiamo ospite in studio qui a Cronache Venete il dottor Alessandro Calderan. Buonasera. Buonasera. Il dottor Calderan è il presidente dell'Associazione Culturale Passaparola del Veneto Orientale. Vuole spiegarci quali sono gli scopi della vostra associazione? Sì, allora la nostra associazione è un'associazione che vuole appunto fare da passaparola tra i semplici cittadini e le realtà produttive e le istituzioni. Vogliamo quindi raccogliere quello che viene dalla gente per portarlo e dare voce alla gente. Ci è giunta notizia che ultimamente vi state interessando a quelle che sono le problematiche del digitale terrestre. Sì, infatti fra le varie segnalazioni che abbiamo avuto, ultimamente numerose hanno riguardato il digitale terrestre, sia da semplici cittadini che non riescono più a collegarsi e a vedere i loro programmi preferiti, che da operatori che lavorano nel settore della televisione locale, i quali non riescono a far vedere i loro programmi a varie fasce di popolazione. C'è in ballo una raccolta dati per la segnalazione del disservizio. Come avete intenzione di realizzarla? Sì, abbiamo pensato che il modo più pratico sia quello di mettere un modulo di segnalazione del disservizio online sul nostro sito. Il nostro sito è www.passaparolanelvenetorientale.it. È un modulo molto semplice da compilare, dati essenziali sono il comune dove si abita, la via e naturalmente le reti che si riescono e non si riescono a captare. Il modulo è anche disponibile in formato scaricabile, si può quindi scaricare e si può far compilare anche da conoscenti. Il modulo poi si può consegnare presso la sede di Videosound in via 28 aprile numero 18 a San Donà di Piave all'incrocio con via Eraclea, perché noi siamo del parere che se il cittadino non dice niente continuerà magari a vedere la televisione come la vede adesso, chissà per quanto tempo ancora. Quindi rivolgiamo un ulteriore appello a tutti i cittadini, a tutti i nostri telespettatori, ricordando il sito www.passaparolanelvenetorientale.it. Grazie.